Sono stati ancora fatali i minuti di recupero per la Castrum Favara. Anche nell'incontro casalingo di ieri, avversaria di turno la Forte Sambiase, la squadra di mister Pietro Infantino è capitolata al 95esimo, quando anche i minuti di recupero erano praticamente trascorsi. 1-2 il risultato finale che brucia di più, in considerazione che i gialloblu avevano disputato una bella partita, non abbattendosi dopo lo svantaggio arrivato al sesto minuto con il gol realizzato da Maitini, che è stato bravo ad approfittare di una indecisione della difesa favarese. Nelle ultime 5 giornate la Castrum Favara ha ottenuto 3 pareggi e 2 sconfitte. Sconfitta immeritata per la squadra di mister Infantino, lo ribadiamo, che aveva sicuramente conquistato sul campo il pareggio, anzi si era resa pericolosa sfiorando più volte il gol del vantaggio. Dopo la rete del momentaneo svantaggio, la reazione della Castrum Favara è stata veemente. Baglione e Palermo prendono in mano le operazioni del gioco e spingono la squadra che in più occasioni si rende pericolosa. Il pareggio arriva in apertura del secondo tempo con un gran tiro dal limite dell'ottimo Baglione, con la sfera che prima colpisce il palo alla destra del portiere Giuliani e poi termina in rete. Il Favara ci crede e continua ad attaccare, rischiando più volte il contropiede dei calabri, ma la gara è aperta a qualsiasi risultato. L'immeritata sconfitta arriva, come dicevamo, al 95esimo. Costanzo approfitta di un cross dalla sinistra in mischia e batte Scuffia. 2 errori, uno all'inizio e uno alla fine, che sono stati fatali per la squadra favarese, che ha disputato però un'ottima prestazione. Ma sentiamo le impressioni in sala stampa. Solo essere rammaricati perché abbiamo fatto uno sforzo notevole contro una squadra che sta facendo un grandissimo campionato. Sapevamo di non poter sbagliare nulla e abbiamo fatto 2 errori all'inizio e uno alla fine, e ci sono costati 3 punti importanti per noi, perché sappiamo, ecco, lo dico ancora e lo sottolineo, il campionato, c'è qualcuno che magari dall'esterno pensa che il campionato sia finito o che siamo addirittura d'arrivo, invece c'è ancora tanto da sudare, ve lo dice uno che questi campionati li conosce. C'è tantissimo da lavorare, però su questo la nostra forza è che questi ragazzi non mollano mai, hanno fatto una grandissima partita. Peccato che siamo passati dal 2-1 in 2 o 3 occasioni, è finita 1-2, questo è il calcio, però dobbiamo sempre pensare che la squadra è viva. Credo che questo deve essere la nostra forza, quella che anche con la terza o la quarta in classifica ce la siamo giocata alla pari, però i 19 punti di differenza sono questi, che ogni occasione che loro creano hanno fatto gol, 2 azioni, 2 gol. Noi abbiamo creato tanto, però credo che dobbiamo ripartire da questo senza essere demoralizzati, dobbiamo essere sereni sapendo che abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra forte. Un bel film con un pessimo finale, e adesso? E adesso niente, martedì riprendiamo, sapevamo anche con il punto in più con il Sambiase c'era sempre da lottare fino all'ultima giornata, ma noi lo sappiamo con tranquillità, sappiamo il nostro percorso e sappiamo che il campionato è ancora vivo, avete visto i risultati, non molla nessuno, e c'è da lottare fino alla fine, perché nessuno regala nulla, come è giusto che sia, e noi dobbiamo cercare di fare questi 10-12 punti per salvarci. Nel pre-gara era stato detto più volte che la Sambiase forse è una delle più belle formazioni del campionato. Qui ha giocato bene, però ha trovato un ottimo Favara. Ma sicuramente sì, l'avevo detto sabato che stimo molto l'allenatore, hanno una squadra importante, hanno fatto dei cambi hanno anche le alternative importanti, e secondo me anche questo ci ha anche penalizzato, però noi andiamo per la nostra strada, non possiamo pensare
non possiamo pensare agli avversari, dobbiamo pensare su noi stessi, come abbiamo fatto sempre, abbiamo lavorato su noi stessi e su questo faremo. Non ci sono, io credo che l'equilibrio e le valutazioni devono essere sempre equilibrate, sempre moderate, essere sempre obiettivi di quello che uno ha visto. Anche perché da qui in avanti ogni punto in più o in meno sarà molto pesante. Sì, sicuramente sì. Non è, questo si sa. Adesso ci sono tutti scontri diretti, le partite diminuiscono e credo che la tensione e l'applicazione deve essere al massimo. È chiaro che a partire da adesso bisogna cominciare a fare dei conti e cercare di capire che non possiamo perdere più terreno perché gli altri stanno risalendo. Quindi dobbiamo prendere coscienza di quello che abbiamo fatto nell'andata, cercare di fare quello che abbiamo fatto senza quella pressione che avevamo prima. Mi sa che c'è più pressione adesso. Questa sconfitta pesa molto? A me fa male perché mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto come al solito. Prendere un gol così a tempo scaduto. Soprattutto non ho mai parlato degli arbitri, ogni tanto qualche episodio a favore ci potrebbe essere utile, come senza favoritismi chiaramente, ma ci sono delle situazioni che a volte non riesco a capire il regolamento. Abbiamo incontrato una signora squadra, sapevamo la forza del Favara, squadra organizzatissima, mister Infantino io ritengo uno dei migliori tecnici di questa categoria, oltre che persona per bene. Siamo contenti di aver vinto una gara dove sia loro che noi abbiamo cercato di portare a casa fino alla fine. Siamo stati più bravi noi, più fortunati noi e quindi siamo contenti così. Un percorso che si era prefissato all'inizio, quello della San Biase, per arrivare fino adesso? Non credo, sarei presuntuoso da dire che ad oggi avremmo avuto questa classifica. Sicuramente abbiamo fatto un grande percorso,